Ecco che sono riuscita a intervistare Salvatore, detto Saldi Rosso 76. Di che cosa sei appassionato? Allora, del più grande cantante del mondo, credo, perché ha portato la canzone italiana in tutto il mondo e ha dimostrato di essere uno dei più grandi, avendo vinto diversi festival di Sanremo, diverse canzonissime, festival di Napoli, del nostro Reuccio Claudio Villa. Ecco, io vorrei dirti una cosa, no? Che tu so che sei un ariete per cui sei restato. Allora, Salvatore, ieri non è potuto venire al Claudio Villa Day, sta con degli amici, uno che si chiama Massimo. Massimo? Gaetano. Da dove venite? Allora, tutti da Napoli. Tutti da Napoli. Che cosa hai fatto? Dal momento che ieri non sei potuto venire, dillo che hai fatto. Ieri non siamo potuti venire un po' per alcune problematiche di difficoltà interne, però oggi abbiamo voluto commemorare la memoria di Claudio Villa andando sulla tomba e portando il nostro omaggio. Da Napoli, siete venuti? Da Napoli fin qui, giusto per vedere anche la tomba che io non avevo mai visto e quindi non sapevo né dove stava né diciamo tutto ciò che lo attorniava attorno come simboleggiamente potesse essere. Quanti dischi possiedi di Villa? Moltissimi, credo una raccolta che vada al di là delle 1000 ed oltre canzoni. Quindi, Senti, ma abbiamo anche il tuo amico che si chiama Gaetano. Gaetano, che ha conosciuto personalmente Villa. In che occasione, Gaetano? Nell'occasione negli anni 70, grazie a un grande partito di Claudio Villa abbiamo anche fondato un club a Napoli, club che venne lui ad inaugurarlo nel lontano 73. Ecco, per cui che tipo ti è sembrato? Proprio carismatico? Sì, carismatico e anche soprattutto quando cantava trascinava un trascinatore d'eccellenza. Ora adesso mi dovete fare una promessa tutte e tre, che vi impegnerete a raccogliere queste firme e chissà che non riusciremo a fare avere a Villa una via in ogni città, perlomeno le città più importanti. Vi impegnate? Senz'altro. Ci rivedremo qui tra un anno. Sì. Ciao! Promesso.